Rauscedo, paese di 1200 anime nell'alta pianura pordenonese, disteso sui Magredi, terra di prati stabili e vigneti, ha un secondo nome, le radici del vino, e mai appellativo è stato più azzeccato. Qui infatti mette le sue prime radici gran parte delle viti di tutto il mondo. Rauscedo è universalmente conosciuta per le sue barbatelle, ovvero talee in estate con migliaia di varietà di viti che generano tutte le migliori uve conosciute. A Rauscedo da 70 anni sono attivi i vivai cooperativi, la più grande azienda vivaistico-viticola del mondo, una realtà con le radici in quasi 2000 ettari di terra, la potenzialità di oltre 60 milioni di barbatelle anno, uno stabilimento di oltre 20.000 metri quadrati e una forza lavoro di 2000 persone. Una vera e propria multinazionale della vite, con uomini e strutture in tutti i paesi viticoli e teste di ponte in Francia, California, Australia. A Eugenio Sartori, direttore dei vivai cooperativi, abbiamo chiesto come mai Rauscedo si possa raccontare anche come un grande vigneto senza uva. I nostri soci, oltre a coltivare i 1000 ettari di vivaio, coltivano anche più di 1000 ettari di piante madri portinnesti. E queste sono delle coltivazioni speciali in quanto non producono uva, producono delle talee, la talea a portinnesto, che poi innestata attraverso delle apposite macchine con le diverse varietà, dà origine, mettendola in vivaio, alla famosa barbatella. Alla cooperativa non si curano solo le barbatelle, si è oltremodo attenti a tutti gli aspetti fitosanitari e le nuove e vecchie varietà sono seguite fino al prodotto finale, microvinificazioni che nella cantina sperimentale certificano i vini conseguenti. Grandi numeri, grande specializzazione, ma come visto qui è ancora determinante il fattore lavoro dell'uomo, le mani di uomini e donne, uniche, autorizzate e insostituibili per certe lavorazioni. A Rauscedo da anni lavorano centinaia di extracomunitari che qui, terra di emigrazione, vengono a lavorare volentieri. Noi non diamo solo lavoro, cerchiamo anche di rendere la loro condizione migliore, quindi se è possibile li aiutiamo per quanto riguarda l'abitazione. Abbiamo costruito 2 anni or sono un refettorio per 400 persone, poi si trovano anche bene perché la gente friulana è una gente ospitale e quindi loro di questo si rendono conto. E tutti assieme lo scorso anno hanno realizzato un fatturato che supera gli 80 milioni di euro.